Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ci andiamo a vedere un'altra partitona incredibile, Dubov contro Carlsen, giocata proprio recentemente in questo importantissimo torneo. E non voglio spoilerare nulla, ragazzi, ma Dubov si sta rivelando sempre un giocatore più profondo e degno di essere il nuovo campione in carica. Allora andiamo a vedere. Dubov apre con D4, Carlsen con nero risponde con cavallo F6, C4. La risposta a cavallo F6 sempre lascia il bianco sempre un po' così, perché non si sa se vorrà giocare una est indiana, vorrà giocare una ovest indiana, vorrà giocare una nizzo indiana, quindi è una risposta molto forte contro D4. C4 e 6, bene, adesso è abbastanza chiaro, anche se può sempre trasformarsi in una ovest indiana. Cavallo F3, D5, ok, difesa classica, e adesso G3. L'idea di G3 è quella di andare in una catalana con alfiere G2 e si gioca una partita molto difficile. Questo tipo di apertura è difficilmente giocabile ai bassi livelli, proprio perché contiene tanta teoria. Alfiere B4. Ecco, tieni conto che quando il nero, in questo caso, esce subito con il suo alfiere migliore, perché è l'unico alfiere che è libero, pronto per avere una diagonale, e dà così scacco in modo gratuito, nel senso che il bianco ha 300.000 modi per difendersi da questo scacco, cioè tra i migliori e i peggiori. Ecco, quando il nero, un giocatore, esce così in modo gratuito con l'alfiere in B4 o in G4, tieni conto che è pronto a darlo via, poiché dopo, non so, parata di scacco, A3, eccetera, è inutile restare in ballo con questo alfiere, perdere ulteriori tempi a far ballare questo alfiere, lo si cambia tranquillamente. Ciò significa che la strategia del nero potrà essere quella di rendere poi questo alfiere, che adesso è considerato cattivo, che non ha case e diagonali dove muoversi, cercherà poi di renderlo un alfiere buono. Cavallo BD2, ovviamente la difesa migliore qui è cavallo C3, Dubov opta per il cavallo qui, D per C4 e ora alfiere per G2. E tu dirai, ma perché Dubov si è fatto catturare così gratuitamente questo pedone? Vedi, devi sapere che nel gambetto di donna, e in questo caso è una sorta di gambetto di donna accettato, spesso e volentieri il bianco si fa pappare questo pedone in C4 per creare degli squilibri, per avere in futuro un buon centro di pedoni e ovviamente per creare poi del gioco, no? Degli obiettivi d'attacco, eccetera eccetera. Tieni conto che adesso in questo tipo di variante qui con l'alfiere in fianchetto in G2, questo alfiere è fortissimo perché controlla tutta questa diagonale. Non c'è più neanche il pedone in D5 a bloccare la potenza di questo alfiere, quindi in molti casi, in molte partite, questo alfiere diventa veramente un paladino della giustizia. È il turno di Carlsen che gioca con A5. Ti faccio vedere un'altra continuazione interessante, che non è quella della partita, che è C3. Cosa ne pensi di questa mossa? Io penso che sia molto carina, che costringe in qualche modo la cattura e dopo la ricattura non tanto la minaccia della torre, che adesso la torre si sposta e si mette in salvo, ma il nero ha costretto a dare via questo pedone, indebolendo il controllo sul pedone D4, che potrà essere facilmente attaccato, e magari ciò costringerà il bianco a spingere qualcosa come 3, creando debolezze sulle case chiare, tac, eccetera eccetera. Quindi secondo me era una mossa molto carina. Carlsen comunque gioca A5, che è assolutamente fattibile, A3, alfiere per D2 e alfiere per D2, B5. Una mossa molto coraggiosa, perché Carlsen vuole tenersi il suo pedone di vantaggio e bisogna giocare in maniera molto precisa, perché spesso quando vuoi tenerti il pedoncino di vantaggio a tutti i costi rischi poi di perdere altro. In questo caso c'è una sottile e velata minaccia su quella torre che
tranquillamente comunque si potrà spostare. Per esempio qui Carlsen gioca a 4, ma spesso si vede giocare subito cavallo e5. Ovviamente il nero non può mettere nulla su c6 perché verrebbe catturato, e qui si gioca o torre in a6 o torre in a7, la torre è salva. Comunque andiamo a vedere come è andata la partita. A 4 è stata la mossa. L'idea qual è? È quella di cercare di togliere e di distruggere questa bellissima catena di pedoni che si è formato Carlsen, e se Carlsen avanza, questi pedoni diventano via via più deboli, poiché più vanno avanti e più sono difficilmente difendibili dal nero, viceversa più sono facilmente attaccabili dal bianco. Per esempio in questa situazione qui ci sarebbe un cavallo e5 che attacca il pedone e allo stesso tempo attacca la torre. Ma la partita non è andata così. Su A4 ovviamente Carlsen non spinge ma gioca C6 con l'idea di rafforzare sempre di più i propri pedoni. Notiamo una cosa, che ovviamente Carlsen ora sta giocando per tenersi il pedone, sta giocando sui pedoni e quindi sta utilizzando un sacco di mosse in apertura sui pedoni, mentre Dubov ha già praticamente 3 pezzi sviluppati. A breve arrocchierà, mentre Carlsen ha un solo pezzo sviluppato, quindi diciamo che il nero è in ritardo di sviluppo ma è in vantaggio di un pedone e si sta creando anche una bella catena pedonale ad ovest. Andiamo a vedere come continua la partita. La partita continua con donna c2, la donna inizia a prendersi un po' d'aria, una bella diagonale, e allo stesso tempo inizia a fare pressione su questo pedone e su questa colonna. Alfiere b7. Ok, ora l'alfiere è vero, controlla questo pedone, ma è anche vero che ci sono sempre possibilità di attacchi, no? Dopo per esempio un cavallo e5 al momento giusto, cavallo e alfiere attaccano su c6 e comunque diciamo che questo pedone sarà inchiodato poiché l'alfiere è sospeso. H4 però il piano di gioco di Dubov è quello di spingere il pedone H, visto che prevede che il campione del mondo arroccherà a breve. Ops, ho sbagliato, non era questa la mossa. Visto che si immagina che il nero arroccherà a breve, inizia subito un attacco spietato contro l'ala di re. Carlsen non arrocca, decide di prima di portare anche tutti i pezzi leggeri, di svilupparli. H5 e ora, onde evitare fastidiose entrate, H6, e siamo in una situazione assolutamente di pareggio. È il turno del bianco. Ora che cosa si gioca adesso? C'è possibilità di arrocco corto, sarebbe una possibilità interessante. Che cosa si può giocare? In realtà non si vedono troppi piani di gioco per il bianco. Si può pensare a un re F1 senza arroccare, in modo tale che la torre da H4 riesca a fare manovre che possono sembrare interessanti, o andare in G4 quando sarà possibile. Non ci sono tante idee. Dubov opta per cavallo e5, una mossa molto coraggiosa. Cavallo e alfiere fanno pressione su C6, ma è anche vero che il cavallo ora sarebbe in presa dal nero e a seguito di una cattura ci ritroveremo a giocare una posizione del genere, dove c'è questo cavallo, tra l'altro molto forte, che insomma crea delle minacce. È una posizione difficile questa per il bianco. Carlsen però non entra in questo tipo di continuazione, e su cavallo e5, anziché catturare col cavallo, gioca subito cavallo d5. Preferisce mettere questo pezzo che blocca definitivamente questa diagonale e essere completamente al sicuro. A questo punto torre h4 e ora sì che è possibile attaccare il punto g7 perché non c'è più il cavallo, anche se è molto facile per l'altro cavallo raggiungere la casa f6. Adesso un'idea come gioco subito e4, mi controllo il centro, non è forte perché c'è subito questa e poi, come dicevamo prima, cavallo b4, e a seguito di questa la posizione è incerta, ma tendenzialmente è a favore del nero, che ha una buona catena di pedoni e sicuramente ha più piani di gioco rispetto al bianco. Quindi ritorniamo alla nostra partita. Torre h4 è stata la mossa che è appena giocata. Come dicevamo, l'altro cavallo entra e tiene d'occhio la casa g4, ottima per la torre. Re f1,
Vediamo che adesso l'idea di Dubov è quello di fare un arrocco manuale, di portare il re in G1, ma con la torre che non sarà su F o su E, ma che rimane sulla colonna H. Donna G7, si sviluppa anche la donna che fa pressione su questo cavallo, quindi attenzione anche alle spinte che tolgono questo pedone che sorregge il cavallo. Re G1 ed è finito l'arrocco manuale per Dubov. Cavallo B4, questo cavallo è molto forte e qui Dubov gioca donna in C1. Poteva catturare questo cavallo, sarebbe andata a finire in questo modo: cattura, cattura, e su B3 ci sarebbe stato C3, con la creazione ovviamente di un pedone passato, che non è mai cosa buona e giusta da fare, e quindi è una posizione complicata. Dubov non se la sente e gioca donna C1. Segue torre D8, si inizia a fare pressione su questo pedone e ora bisogna stare molto attenti. Come ti dicevo, se qui ora il bianco gioca E3 per andare a supportare questo pedone, si creano veramente un sacco di buchi che possono essere sfruttati prima o poi dal nero. Perciò viene giocata invece A per B5, con l'idea di aprire la colonna alla torre. Un'altra idea interessante era quella di giocare subito B3 e dopo C per B3, A per B5, questo pedone è super attaccato e allo stesso tempo inchiodato perché dietro c'è la donna e il bianco avrebbe avuto un buon gioco. Però con i se e i ma non si va mai da nessuna parte. Vediamo cosa è stato giocato in partita. A per B5, C per B5 e adesso sì che si cambia l'alfiere perché c'è finalmente una buona colonna per la nostra torre. E adesso torre A7. La torre bianca tenta di controllare la settima traversa e c'è proprio un attacco concreto sull'alfiere B7 che è attaccato sia dal nostro alfiere che finalmente entra in gioco e dalla torre. Cavallo D5 ancora una volta per bloccare questa diagonale e ora torre G4 con l'idea di attaccare questo pedone, torre G8. Adesso ci sarebbe una carina, in teoria sarebbe bello sacrificare la donna su H6 con l'idea poi di catturarsi la torre, ma in realtà questa idea non porta da nessuna parte poiché non ci sono presupposti per né un attacco forte né ovviamente una rete di matto, quindi bisogna tenere a bada i propri istinti da attaccanti, ma qui il bianco gioca donna C2. L'idea è più o meno simile, però è quella di andare su H7, minacciare questa torre, una volta che la torre si sarà spostata, di papparsi pian pianino tutti i pedoncini dell'arrocco. C3 viene giocata e su C3 bisogna pensare bene, perché questa mossa non porterebbe a nulla di interessante, perché è vero che ora c'è la torre sotto, ma la torre si sposta, è vero che guadagniamo un pedone, è vero che ci sono attacchi qui, è vero tutto, ma c'è C2. Dopodiché questo pedone è veramente troppo forte ed è inarrestabile. Dunque non si può giocare, perciò su B per C3 non si può pensare, su C3 non si può pensare a questa mossa, ma bisogna giocare subito per cercare di eliminare il pedone passato, che comunque rimane. Quindi Carlsen si è creato un pedone passato in terza traversa, cioè mancano solo 2 mosse che questo pedone va a promozione, dunque è molto forte. E adesso Dubov deve cercare di eliminare quel pedone, assolutamente. Torre A3 è un'ottima soluzione. Torre A3 ci sono 2 attaccanti su questo pedone, cioè la torre in A3 del bianco e la donna in C2 del bianco. L'idea è prima o poi mi sbarazzo di questo cavallo che è un difensore di questo pedone e vinco il pedone. Qui il nero gioca torre C8. Si poteva giocare B5 con l'idea di sostenere il pedone? Assolutamente sì, si poteva giocare. A questo punto forse le possibilità non erano molte. Torre A1 e insomma qui bisognava giocare molto bene. Donna B6 sostenendo l'avanzata di questo pedone, attaccando questo. Insomma si poteva giocare assolutamente anche in questo modo. Carlsen gioca però torre C8 e adesso cavallo D3 con l'idea di piazzare questo cavallo in C5, chiudere il controllo della colonna C e non appena tutto sarà chiuso si cambia il cavallo come abbiamo già visto prima e si cattura prima o poi questo pedoncino. Il cavallo va in F6
quindi ora i due alfieri sono qui che si guardano e Dubov decide di cambiare. E adesso c'è una mossa che a distinto è molto forte, ma in pratica non lo è, che è cavallo C5. L'idea è, ok, ti chiudo la colonna C. Questo cavallo è fortissimo perché è sostenuto da un pedone, ti minaccio la donna, cosa c'è di meglio di questo? Purtroppo il bianco però ha la torre sotto minaccia, quindi c'è questo colpo tattico che è sfuggito al bianco, che è torre per C5. E ora il nero ha guadagnato un cavallo. E dopo che tu catturerai, perdi anche la torre. Non ci sono altri controgiochi in questa posizione. E dunque la partita va proprio così. Tac, tac. Ok, siamo arrivati in questa posizione assolutamente favorevole per il nero, che ti ricordo che ha un pedone passato, un pezzo leggero in più e quindi la partita è facilmente vinta. Qui Dubov insomma si sente un po' andare via la terra da sotto i piedi, quindi devi cercare in qualche modo di creare complicazioni. Sarebbe stato troppo semplice catturarsi subito questo pedone con la torre, con la donna, ma gioca C6. C6 è una di quelle mosse molto spinose e velenose. Anche il bianco cerca di crearsi un pedone passato, anche se le possibilità che questo pedone vada realmente a promozioni sono pari a zero. E qui il nero deve giocare comunque in modo preciso, perché qualsiasi mossa, nonostante il suo vantaggio sia enorme, può essere veramente deleteria. La mossa corretta in questo caso da giocare non è catturare il pedone, ma è donna B6, con l'idea di sostenere avanzate su B4, tenere C7, quindi la casa di spinta del pedone, ma soprattutto creare minacce su F2. E questa mossa sarebbe stata molto, ma molto, ma molto forte. Carlsen, un po' per paura, un po' per andare ancora in vantaggio di materiale, gioca donna per C6 e questo gli fa perdere gran parte del vantaggio. Perché? Perché adesso il bianco riesce ad avere un po' di iniziativa con torre per C3, guadagnando un tempo. Cosa significa guadagnare un tempo? Perché si attacca la donna, quindi costringi in qualche modo il tuo avversario a muovere la donna. Quindi se lui avesse voluto muovere altro non può. Donna in B6 e ora ancora, adesso sì che c'è l'attacco su questo punto. Dubov deve perdere assolutamente un tempo per chiudere la diagonale. Re in E7 con l'idea di far uscire in gioco anche la torre in qualsiasi colonna. Torre C6 o torre C7 andava anche bene. Torre C6 si guadagna un tempo perché si minaccia la donna va in D8 e adesso donna in C5. Attenzione, questo re nero inizia a essere un pochettino senza troppi posti dove andare. C'è un cavallo qui che è sospeso. Ti ricordo che un pezzo sospeso è facilmente catturabile con tatticismi, attacchi doppi e cose varie. C'è una torre che non sta giocando e c'è una donna in posizione assolutamente passiva. Quindi in questa posizione precisa il pezzo in più non significa veramente nulla. Anzi, qui ad avere l'iniziativa è assolutamente il bianco che ha due pezzi assolutamente attivi. La mossa corretta è andare con re in F6. Ti faccio vedere perché re in E8 non funziona. Perché c'è semplicemente, dimmi un po' se la vedi, torre C8. Torre C8 ovviamente la donna è andata. Quindi la mossa corretta è scappare con re in F6. Adesso bisogna essere sempre molto pratici per cercare di dare scacco matto a questo re nero che inizia a essere un po' il centro della scacchiera. Non è semplice capire come. Che mossa faresti ora col bianco? Ti lascio qualche secondo per pensarci. Ok, si potrebbe dare qualche scacco di donna, eccetera, ma più forte è giocare subito torre di 6, chiudendo ulteriormente la colonna D e ancora una volta guadagnando un tempo perché il nero deve spostare la donna. Donna in E7, wow, che bella questa mossa. Allora, Carlsen ovviamente sta inchiodando questa torre, poiché dietro c'è la donna, ma è anche vero che ora il re nero non può più scappare su questa casa, quindi era quello che voleva Dubov. Donna di 4, scacco, attenzione, le case di fuga per il re nero iniziano a essere molto ma molto poche. Il re va in G5 e ora ti lascio trovare la mossa vincente per il bianco. Qualche secondo ancora.
ok? Uno scacco di donna in questo caso non porterebbe a grandi cose. Certo, il bianco sicuramente ha sempre una grande iniziativa e tutto quello che vuoi, c'è torre di 4 che sicuramente è molto forte, ma più forte e veloce ancora è F3. F3 con l'idea che se il nero cattura questo pedone c'è subito il matto in una. E quindi qui il nero deve fare qualcosa. Se ovviamente si toglie questo cavallo, ci sono 200.000 tipi di matto, cioè donna H4, il re in F5 e si fa scacco matto in F4, o si poteva direttamente giocare donna N5, scacco matto, insomma ce ne sono tanti. L'unica soluzione per cercare di restare in vita il più a lungo possibile è F5, sacrificando il cavallo, creando una via di fuga per il proprio re, ma dopo F per G4, torre C8, Carlsen cerca di attivare la propria torre e iniziare a creare dei casini, ma qui c'è un tatticismo. Anche qui ti lascio qualche secondo per pensare alla mossa corretta ora per il bianco. Certamente, donna F4 scacco, unica casa possibile, perché queste non sono buone. Il re è costretto ad andare in F6 e adesso qual è la mossa che ti permette di dare scacco matto in una mossa? Qualche secondino per pensarci? Donna per F5, scacco matto, bellissimo. Il pedone ovviamente inchiodato dalla torre. E dunque qui Carlsen ovviamente se ne va. E da vedere la magnifica scena di Carlsen che si alza, spacca il computer. Tra l'altro, siccome appunto è stato giocato online, vediamo Dubov che esulta, bellissimo. E Carlsen è arrabbiatissimo che se ne va ed è eliminato da questo torneo dopo praticamente soli 3 partite. Incredibile, incredibile. Qualcuno veramente parla di Dubov, del prossimo campione del mondo, e io penso che abbia tutte le carte in regola per diventarlo, ma ovviamente sarà solo il tempo a dirci se avremo ragione o no. Bene, spero che anche questa partita vi sia piaciuta. Come al solito ci vediamo domani con un altro nuovo video e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!